Sandra Foschiani è una del direttivo, una persona importante all'interno del direttivo, sempre presente, che aiuta a 360 gradi, 365 giorni l'anno. Senti, una bellissima serata anche quest'anno, cosa dire? Ma io sono un 6-7 anni che sono dentro del direttivo e sono la più anziana del direttivo, però guarda, non mi pento di quello che ho fatto, di quello che stiamo facendo e che faremo in seguito. Però questa serata, dico la verità, è il nostro clou, perché quest'anno vedo che non c'è stata tanta adesione di persone, me ne dispiace molto perché è una bella serata, la gente che è qui penso che venga anche perché è una bella serata. La mamma di Tomè ha detto che verrà ogni anno. Ha perso un figlio, ma lei ha detto che verrà ogni anno a trovarci. Senti, il cuore c'è, la manifestazione anche, ma soprattutto quello che vi contraddistingue è sempre la solidarietà. No? Sì, la solidarietà, che quella è la cosa più importante che noi facciamo. Noi facciamo le trasferte, se noi il ricavato che con le lotterie che noi facciamo facendo le trasferte, quello noi diamo tutto in beneficenza, tutto in beneficenza. Ed è una cosa che ci riempie il cuore di queste cose, capito? E lo faremo sempre. Senti, cosa vuol dire stare vicino alla squadra in tutti i momenti? Per me è importante stare vicino alla squadra, sia che vada bene e anche quando va male. E dico, tanti allo stadio anche cominciano a fischiare, io dico non fischiate, che vedrete che le cose andranno bene. Avremo un futuro, ma l'Udinese avrà sempre un futuro. Perfetto. Dipende o meno, insomma, sta di fatto che tu sei sempre presente, anche se sei di Dolegnano, ma abiti a San Giorgio. Io sono sempre presente a questi avvenimenti. Come vecchio sostenitore, quando questi erano ancora in fase, io ero sugli spalti del stadio Moretti. Ricordiamo l'anno? 1948. Io ero allo stadio Moretti. Eri lì a incitare l'Udinese. In città udinese. Festa o non festa, sempre udinese in festa. Senti, queste serate come si vivono? Io le vedo molto bene, le vedo molto bene, anche partecipato, tante persone partecipano. E ringrazio coloro che hanno fatto questo, e ringrazio molto sentitamente. Possiamo dire che il club a San Giovanni l'hai portato tu? No, a parte il fatto che io il club lo fondai nel 1976, questo è il proseguo del mio. Sì. Sei ancora qua? Sono ancora qua. Ci vediamo il prossimo anno? Grazie a Dio, speriamo. Ma tutta su Necrodi è dura. Sì, può darsi. Con Renato Tondone adesso sei più tranquillo, anche quest'anno è andata, la 16ª edizione, sei già al lavoro per la 17. Da domani. Adesso siamo rilassati, penso che sia andata bene, insomma, gente c'era, sono contento insomma. Senti, perché funzionano queste serate? Funzionano perché sono organizzate con uno scopo, e per uno scopo, perciò funzionano perché Possiamo dire che siete stati i primi a dare un concetto giusto di sport? Il tifo? non so se siamo stati i primi, però questo è il nostro intento, insomma, ecco. Sì. Come ogni anno anche i tuoi amici dei club, degli altri club, insomma, rispondono alla grande. Ma questo fa piacere, insomma, perché gli altri club, tra l'altro stasera c'era anche una riunione dei club, perciò molti non hanno potuto venire perché hanno dovuto andare a questa riunione, però insomma noi siamo contenti lo stesso. Senti, cosa dobbiamo dire? Il finale sta andando, nel senso siamo a fine 2013, 2014 alle porte, una stagione che era partita un po' così in sordina, adesso pare che la squadra si sia sbloccata e finalmente torni a un pasto di un tempo recentemente passato. Ma l'Udinese è partita già da un po' di anni che parte così, male, però adesso abbiamo visto che e possiamo stare tranquilli perché abbiamo visto appunto anche sabato scorso, scusa, che la squadra con i giovani
ha fatto una bellissima partita e che se era una squadra che doveva vincere, quella era sicuramente l'Udinese e non il Napoli. So che state già lavorando per le prossime trasferte. Sì, adesso sabato 21 andremo a Livorno e niente, poi abbiamo Parma, Bologna, Roma, Torino, Verona e a noi ci mancano le europee però più che altro perché noi però insomma è un bel carnet e tra l'altro ci sarà anche la cena il 18 di marzo, insomma abbiamo tanta carne al fuoco e perciò Sempre attive e mai fermi. sempre attivi e mai fermi. Complimenti e auguri. Grazie, prendo l'occasione per fare gli auguri a tutti i tifosi dell'Udinese e non, per un buon Natale e un felice anno nuovo, da parte mia e da parte di tutto il direttivo dell'Udinese Club SGN. Perfetto, grazie ancora, ciao. Renato, da Renato Tondona a Renato Gagliussi, sei uno che è entrato diciamo tra gli ultimi, però hai sfondato una porta aperta. Sì, sono 2 anni che sono con l'Udinese Club SGN, mi trovo a meraviglia, più che è praticamente una famiglia, una piccola famiglia, ci riuniamo spesso e volentieri. Questo mese qua è stato faticoso perché porti via ora a casa, ora in famiglia, sai com'è, no? Ma lo facciamo col cuore, lo facciamo volentieri, perché mi sembra che merita, tutti ci riconoscono per quelli che siamo, tutti ci apprezzano. Anzi, volevo dire prima, mi sono dimenticato sul palco, che io in settimana scorsa, praticamente domenica, dopo che sono venuto da voi, ho ricevuto messaggi dai miei amici di Panama e dai amici di Santa Fe in Argentina e vi riporto i loro auguri a tutti quanti. Bene, che ci hanno seguito attraverso l'altra domenica. Sì, senz'altro. Questi qua è un'amicizia con gli amici di Santa Fe e di Panama, è già una decina d'anni che ce li ho e loro ogni tanto vorrebbero, sai, quando tornare qua mi chiedono sempre come va lo Udinese, come va in Friuli, tutte queste robe qua, perché sono lontani chilometri, hanno un po' di nostalgia, ecco. Un po' di nostalgia, ma l'importante è che la squadra vinca. Sì, no, adesso parlando dell'Udinese l'importante è che vada avanti, che continui così come hanno fatto le ultime 3 partite, anche perché domenica mi sembra che c'è una bella rognetta, che c'è il Toro. Speriamo che non ci incorni, perché è una squadra di quelle che piacciono a me, una squadra sanguigna, ma io dico che se giocano come le ultime partite, speriamo di fare i 3 punti. Senti, qual è il segreto di questa squadra come Udinese Club SG? È l'unione, siamo affiatati, c'è questo sincronismo in tutto quello che facciamo, ci sono problematiche, le superiamo anche a fatica, anche magari tirarsi per i denti, perché c'è sempre nelle più grandi famiglie c'è sempre qualcosa che non funziona. Va bene, sono stato felice di aver trovato questa SGN in questi anni, mi fa molto piacere. Bene, e con Renato chiudiamo qui la puntata dedicata agli amici dell'Udinese Club SGN. La stagione ormai è alla chiusura per quanto riguarda il calendario, ma ci si augura insomma che il 2014 porti quella spinta giusta per far sì che l'Udinese riprenda a navigare nei mari che le competono rispetto a quello che è la situazione attuale. Grazie ancora a voi per l'ospitalità. Approfitto a voi, fare gli auguri a tutti quanti di come si dice sempre, un felice Natale, un nuovo anno e sia migliore. Ciao e mandi. Mandi a tutti, ciao.